This year, the Pordenone Legge Literary Award went to Giuseppe Lupo for Laboratorio Pordenone, a testament to the festival's role in celebrating and promoting culture across Friuli Venezia Giulia. Rafforziamo la proposta culturale del nostro paese attraverso un pezzo della regione e utilizzando oltretutto autori conosciuti a livello nazionale e quindi anno dopo anno questa biblioteca della cultura della regione che racconta Friuli Venezia Giulia si arricchisce sempre di più. Pordenone Legge, che è uno degli eventi culturali più importanti di questo paese, che abbiamo presentato a Bruxelles e abbiamo presentato a Milano tra le guglie del Duomo. Sono scrittori che decidono di raccontare la realtà per quella che è, senza naturalmente edulcorare nulla delle storie che ci sono nelle singole comunità, tuttavia raccontare come ci può essere una contaminazione tra il mondo dell'impresa e il mondo della cultura. In una regione virtuosa noi non saremmo nati, non saremmo vissuti così senza una regione che ha creduto molto nella cultura e nel certo sempre un segno che diamo al paese. Perché da una parte è una produzione culturale destinata a restare, una produzione letteraria, dall'altra questa produzione però anche racconta e valorizza il nostro territorio e in questo periodo che Gorizia è capitale europea della cultura e che a breve sarà seguita da Pordenone, capitale italiana, ha anche un particolare importanza perché vuole continuare a lanciare la nostra visione culturale per il futuro che per la nostra terra di confine è quella della cultura di frontiera.